Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche RPL, canale 740. La tua radio. Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto su RPL per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto su RPL con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli su RPL. Exclusive Dance Chart. La notte di RPL diventa magica. Lasciati emozionare. Un mondo di musica per risvegliare le tue emozioni, per viaggiare alla ricerca della passione, dell'energia e della magia della musica. RPL, la tua radio. Va ora in onda Aria fritta, Vaticano, fatti nostri e varia umanità con Antonino Danna. Su Breitner, Paolo Rossi in difesa, contrattacco di Scirea, Conti, subentra Rossi, Scirea, Bergomi, Scirea, Tardelli, gol, Tardelli, ma vieni! Tardelli, uno splendido gol di Tardelli. Esultiamo con Pertini. 2-0, Tardelli ha raddoppiato. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di RPL, questa è Aria Fritta Estate, siamo in trasmissione direttamente dal bar di Melo, giù a Sant'Onofrio, vicino all'uscita dell'autostrada, siamo al bar stop ed è il 1982, perché gli anni 80 sono cominciati adesso, sono cominciati con questo bellissimo gol di Marco Tardelli, per molti l'era veramente sparaflesciante, il cuore degli anni 80 comincia proprio quella sera, l'11 di luglio del 1982 a Madrid, quando la nazionale italiana, dopo un digiuno durato 44 anni, riesce a conquistare il suo terzo titolo mondiale. Sarà una serata travolgente nel corso della quale il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, si rivelerà non soltanto il primo cittadino d'Italia, ma anche e soprattutto il capo della Torsida italiana. E tutti ricordano, quella notte dell'11 luglio 1982, la fine di questa partita con Nando Martellini. Eccolo. Siamo 40 secondi oltre il tempo regolamentare quando attacca Littbarski. Palla al centro per Müller. Ferma Scirea. Bergomi. Gentile, è finito. Campioni del mondo. L'Italia
E un allora giovanissimo Falco canta Der Kommissar, che sarà brevemente una grande hit del 1982 e anche un tormentone. Il 1982 è un anno di passaggio, è l'anno in cui appunto finiscono gli anni 70, finiscono gli anni di piombo metaforicamente con il gol di Tardelli, ma poi comincia il clima vero degli anni 80. Sono gli ultimi colpi di coda di trame oscure, trame nere che non si riescono a districare. L'anno prima, nel 1981, è stata scoperta la loggia P2 che il 17 gennaio dell'82 viene sciolta per legge, con una legge del Parlamento. L'Italia ha scoperto il governo di un laico, Giovanni Spadolini, e poi nel 1983 sarà il turno del primo governo socialista dell'Italia repubblicana, ma non lasciamoci trasportare, sapete già di chi sto parlando. E naturalmente nel 1982, la primavera del 1982, vede il mondo, che oggi ha come presidente insediatosi il 20 gennaio dell'anno precedente Ronald Reagan, il quale con la Reaganomics sta lavorando al rilancio dell'economia americana. Nella primavera del 1982 succede una cosa molto strana. Il 2 aprile del 1982 gli argentini invadono le isole Falkland o Malvinas, territorio britannico d'oltremare ormai da più di 150 anni, e questo spingerà il governo britannico guidato da Margaret Thatcher a una reazione molto dura, che è stata anche ben raccontata dal film La Lady di Ferro con Meryl Streep anni dopo. La Thatcher nel giro di un mese mette assieme una task force che viene spedita giù nell'Atlantico meridionale, crea una TEZ, Total Exclusion Zone, di 200 miglia attorno alle isole Falkland, e all'interno di quel teatro si svolge una guerra tra le navi britanniche giunte da più di 10.000 miglia di distanza e gli aerei argentini e le navi da guerra argentine che attaccano da circa 800 km di distanza. Tutto questo per il possesso di alcune isole che lì per lì strategicamente non conterebbero nemmeno tanto, se non fosse che alle Falkland c'è il petrolio. Il 2 maggio del 1982 avviene probabilmente l'episodio più memorabile e anche cruento di quella guerra. Viene affondato l'incrociatore argentino General Belgrano, è l'unica nave che è stata affondata da un sottomarino nucleare nel corso della storia. È stato il Conqueror della classe Churchill. Quando il Conqueror tornerà in patria per aver messo a segno i colpi contro il Belgrano, un ex incrociatore americano venduto poi negli anni 50 agli argentini, quando tornerà in patria esporrà il Jolly Roger, la bandiera dei pirati, e ovviamente ci sarà il contorno di polemiche. La task force britannica, i Gurkha nepalesi e i soldati di Sua Maestà finalmente poi a giugno del 1982 riconquisteranno le isole, e nel 1983 la dittatura da fogna che governa o sgoverna l'Argentina dal 1976 con il suo carico di morte e di dolore verrà fatta finalmente sloggiare e tornerà la democrazia. Ma non c'è soltanto questo, perché nel 1982 l'elettronica sta muovendo i suoi passi da gigante. L'anno prima è uscito il PC IBM, ma c'è già l'Apple II in circolazione dal 1977, e nell'82 arriva un altro tipo di computer, questo qua, che... Commodore 64. Commodore, voi col Commodore che cosa ci avete fatto? Siete sempre sulle magiche onde di RPL, aria fritta estate? Antonino Danna in trasmissione per voi dal Bar di Melo. Nel 1982 però arriva anche quello che dovrebbe distruggere il vinile, quello che lo ucciderà
metaforicamente per un po' e finirà poi ucciso dalla resurrezione del vinile. Il CD audio è dell'epoca in cui il CD audio, il computer e quant'altro lasciano pensare un futuro elettronico, automatizzato, nel quale il computer addirittura fa musica, come in Mamma Gamma degli Alan Parsons Project. Ditemi che avete visualizzato anche voi Lino Banfi in Vieni avanti cretino quando gli viene chiesto di fare tutta quella serie di operazioni perché la sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Come gli dice il dottor Thomas, che naturalmente non è in sede. Giulio Cainarca, che cosa ricordi tu del 1982? 1982, 13-14 anni appena compiuti, l'anno dei mondiali di Spagna, e quell'anno mi ricordo ho cominciato a maturare il desiderio di scrivere, di tentare, di fare così, ho immaginato più che altro di tentare, di immaginare, di fare il giornalista. Mi piaceva scrivere, mi piaceva lo sport, mi piaceva il calcio, ci giocavo e mi ricordo che tenevo una sorta di diario barra cronaca delle partite di calcio che vedevo, quelle dei mondiali. Mi esercitavo così, naturalmente nutrito di miti irraggiungibili come Gianni Brera e altri che leggevo sui giornali. E però mi piaceva quell'esercizio quasi quotidiano di scrittura in una lunga estate post esame delle medie. Non lo ricordo affatto, ma mi ricordo che ho lasciato con grandissima gioia le scuole medie perché erano abbastanza irrequieto, un po' turbolento. Studiavo, e questo dava molto fastidio ai professori, ma mi accompagnavo a persone, diciamo così, piuttosto vivaci, e lo ero anch'io, quindi da un certo punto di vista l'intento pedagogico degli insegnanti veniva frustrato, da un altro punto di vista veniva acuita, eccola qua, la suoneria, veniva acuita la sensazione di fastidio perché c'hai davanti uno che studia ma che non si comporta bene, diciamo così, dal punto di vista dei professori. E questa cosa mi aveva infastidito al punto tale che io quell'estate la accolsi con grandissima gioia la prospettiva di iniziare le scuole superiori. E questo mi ricordo fondamentalmente. Forse devo spremermi per ricordare tante cose in più, ma credo di aver già fatto uno sforzo enorme perché la mia mente fa molta fatica a ricordare il passato. E naturalmente dopo l'estate è il tempo di tornare a scuola. Si torna a scuola, ma è anche il tempo dei grandi show del sabato sera. Su Rai 1, per esempio, c'è la terza edizione di Fantastico, che è condotta per l'ultima volta in Rai da Corrado insieme con Raffaella Carrà. E qual è la sigla? Ballo ballo.
Raffaella Carrà l'anno dopo sarà anche protagonista di Pronto Raffaella, che creerà la fascia del mezzogiorno. E invece su Canale 5 c'è un programma che, partito apparentemente in sordina, riesce a battere più volte Fantastico. Di che cosa parliamo? Di Premiatissimo 82, con la sua mitica sigla di testa Busy Co. Take a Chance, musicata e strofettata da chi? Dall'immenso Claudio Cecchetto. Nel frattempo ci siamo trovati alla fine dell'anno. A proposito, questo è l'anno delle trame del caso legato al crack dell'Ambrosiano. Nel 1982, a giugno del 1982, Roberto Calvi viene trovato morto sotto il ponte dei Frati Neri a Londra. Sarà uno di questi misteri, mistero che poi coinvolgerà lo IOR, l'Istituto per le Opere di Religione guidato da Monsignor Paul Casimir Marcinkus, che poi continuerà a essere una delle trame oscure della storia del nostro paese. Il 1° dicembre del 1982 però la storia della musica cambia. Perché? Perché esce Thriller di Michael Jackson. E siamo al Giro di Boa, ecco il 1983. A gennaio un gruppo di giornalisti viene portato dalla Fiat a Cape Canaveral, dove viene presentata l'auto del rilancio della casa di Torino. Si chiama niente poco di meno che Uno e sarà prodotta in circa 8 milioni di esemplari. La Uno diverrà una delle auto più rubate ma anche più popolari e apprezzate di tutti gli anni '80. Naturalmente
non c'è solo questo. Nel 1983 esce un film che ha detto tanto per tante ragazze appassionate del ballo. Qualcuno dice che sia la versione femminile della Febbre del sabato sera, qualcuno dice sia una liberazione. Nanni Moretti anni dopo in Caro Diario dirà Flashdance, così si chiamava quel film che mi ha cambiato la vita. Perché? Perché veder ballare è bello, ma saper ballare è tutta un'altra cosa. E se balli What a Feeling di Irene Cara, meglio ancora. E finalmente viene l'estate, e l'estate si deve votare. A giugno si vota. Per chi votate voi? Noi abbiamo un candidato. In Italia di oggi ci sono troppa disoccupazione, troppa inflazione e troppi debiti. Per raddrizzare questa situazione occorrono una forte stabilità politica, una democrazia che governi con efficacia, il rifiuto di politiche conservatrici e molto ottimismo della volontà. E il 4 agosto dell'83 Bettino Craxi giurerà come primo presidente socialista nella storia della Repubblica, nelle mani del presidente socialista della Repubblica, Sandro Pertini. Il suo sarà il governo più lungo, Craxi 1 e 2, tra l'83 e l'87, e si balla con questo tormentone dei Righeira. E mentre i fratelli Righeira vanno alla playa, Edoardo Reggè, tu invece che facevi? Antonino, ricordi, io l'unico ricordo che ti posso dire e che mi viene in mente nell'82 e anche nell'83 è stato quando siamo andati a fare, diciamo, le vacanze all'isola d'Elba. Ecco, l'unica cosa che mi posso ricordare. Ero un ragazzino, nel senso che, voglio dire, nell'82 avevo 15 anni, nell'83 ne avevo 16. E quindi è l'unica cosa che mi ricordo. Una cosa sicura che mi ricordo in modo particolare è che abbiamo fatto la circumnavigazione di tutta l'isola d'Elba col gommone. Quello me lo ricordo. E lì è stato molto bello perché abbiamo girato tutta l'isola d'Elba col gommone. Erano altri tempi, si poteva fare un po' di tutto, voglio dire, e avevamo un bel gommone, bello grande, e siamo riusciti a fare tutto il giro. Ecco, quello me lo ricordo istintivamente. E con questo bel giro in gommone del nostro Edoardo Reggè noi chiudiamo la nostra puntata. Ci ritroviamo lunedì prossimo con la puntata dedicata all'84-85. La canzone d'amore con cui ci lasciamo è Legata al mare, è del 1983, il Banco del Mutuo Soccorso, Moby Dick. Grazie di essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire, specie negli anni '80.
Moby Dick, dove saranno tutti gli amanti che hai? Dolce Moby Dick, nessuno t'ha baciata mai.